Negli ultimi giorni il governo francese, a gennaio il governo croato hanno detto chiaramente che non daranno e non metteranno in moto trivellazioni di fronte alle proprie coste. Gli unici che sembrano persistere in questa linea è il governo italiano, che non si capisce perché continui su questo sistema di sfruttamento del mare che è assolutamente non adeguato a un bacino come il Mediterraneo, men che meno a un mare chiuso come il bacino dell'Adriatico. Quindi una cosa che con il voto del 17 aprile va detta chiaramente: noi non siamo d'accordo con l'utilizzo e lo sfruttamento dei mari in maniera insensata, intensiva e antistorica. Il mare è uno solo ed è chiaro che tutto quello che succede da una parte, da una sponda, necessariamente ha effetti sull'altra sponda. Dunque la lotta per un Adriatico senza trivelle, prima di tutto, deve essere comune. E noi siamo venuti a darvi un supporto perché anche l'Italia voti il sì al referendum, voti in maniera sufficiente per essere valido, perché questo sarà un messaggio anche agli altri. Noi in Croazia il primo passo l'abbiamo già fatto. Il nostro governo in dicembre dell'anno scorso ha dichiarato una moratoria alle attività di trivellazioni nella parte croata dell'Adriatico. La Slovenia l'ha proibito tanto tempo fa e adesso tocca all'Italia. Poi dobbiamo fare le stesse attività in Montenegro, che ha piani per lo sfruttamento degli idrocarburi, e in Albania che per il momento ha bloccato le attività, però chiaramente possono rinascere in ogni momento. Stiamo consumando meno petrolio, meno 33% di petrolio negli ultimi 10 anni e meno 22% di gas negli ultimi 10 anni. Le produzioni delle piattaforme soggette a referendum sono calate del 43% negli ultimi anni. Significa che è un settore in crisi, non è un settore che, come dire, sta creando lavoro, anzi ne sta perdendo. Non è certo colpa di un referendum che mette 26 piattaforme, se non sbaglio 25 entro le 12 miglia a fine concessione, quindi vorremmo la fine della concessione nei prossimi anni. Non significa spegnere le piattaforme e far scendere gli operai il 18 di aprile, ma significa andare gradualmente verso la dismissione, soprattutto, che è un aspetto fondamentale, perché con la fine certa avremo una dismissione certa. Senza fine certa ci troveremo scheletri di acciaio e di cemento nei nostri mari per chissà quanto tempo ancora.